Ed eccoci insieme, cari telespettatori, come vi avevo detto nel nostro consueto spazio di approfondimento dello SPCGL del Veneto. Quest'oggi diamo invece l'opportunità di raccontarsi e quindi di farci avere informazioni allo SPCGL di Venezia, città metropolitana di Venezia. Ben ritornato in questa veste di segretario generale dello SPCGL metropolitano di Venezia, Daniele Tronco. Grazie di essere qui con noi. Un incarico ricoperto da poco tempo e quindi un asset che viene rinnovato nel territorio. Cosa trovano gli iscritti allo SPCGL veneziano o coloro che potenzialmente possono iscriversi perché avranno dei servizi pronti per le necessità? Beh, intanto abbiamo un buonissimo sistema di tutela individuale, che è il nostro punto forte. Cioè noi abbiamo una struttura molto radicata sul territorio, fatta da circa 90 collaboratori. Sono tantissimi. Che sono tantissimi, che sono anche molto competenti. Ne abbiamo poi una sessantina che sono proprio specialisti nella tutela individuale. Noi abbiamo fatto recuperare anche, diciamo, in linea con quella che è l'azione di tutela individuale che come SPI abbiamo da tempo, insomma, intrapreso anche a livello nazionale e a livello regionale, svariati milioni di euro ai pensionati perché ricordiamoci che circa il 25-30% delle pensioni che controlliamo hanno da piccole a grandi, diciamo, carenze perché non vengono riconosciute, perché a volte... Ancora adesso? Certo, sì, perché a domanda, e abbiamo situazioni anche molto particolari. Proprio in questi giorni abbiamo avuto persone che si sono rivolte a noi perché avevano diritto a riconoscimento di trattamenti che in realtà l'istituto fa solo domanda, loro non lo sapevano e hanno, come dire, si sono rivolte a noi. Noi abbiamo un buon sistema della tutela individuale, questa è, diciamo, la condizione che ci caratterizza di più nella nostra struttura. Quindi andando nella vostra struttura basta il codice fiscale, una persona può avere... Allora, si può rivolgere intanto l'iscritto. O uno si iscrive anche. O uno si iscrive e diciamo noi gli diamo un'assistenza che se possiamo svolgere noi direttamente, perché sono pratiche che possiamo, diciamo, sbrigare noi, se no lo indirizziamo al patronato Inca, che è molto efficiente anche a Venezia e che dà poi delle risposte professionali, ma diciamo che una buona parte lo diamo direttamente. Abbiamo un servizio anche che svolgiamo in via Camarcello a Mestre, vicino alla stazione ferroviaria, anche relativo ai fondi speciali, che non è una cosa, diciamo, usuale. Abbiamo anche un servizio rivolto ai dipendenti pubblici, dei contratti pubblici, quindi ci si può rivolgere alla nostra struttura e noi o facciamo noi oppure indirizziamo al sistema dei servizi confederale che poi dà la risposta, diciamo, professionale ai bisogni dei cittadini, dei pensionandi e dei pensionati. E in questo momento in cui tanti fanno domanda, no, il quota 100 per la pensione, com'è la situazione nel veneziano? Vabbè, il rapporto di dipendenza dalla struttura pubblica è una situazione, dipendente pubblico, invece il dipendente di strutture di grandi aziende è diversa. Cosa si sente anche di dire, di consigliare? Perché i consigli ce lo chiedono tutti, i telespettatori scrivono che cosa consiglia il sindacato, di farlo o non farlo. Beh, noi consigliamo a tutti di rivolgersi a un patronato, nel senso che sia per quota 100 sia per reddito di cittadinanza dobbiamo sapere che siamo ancora in una fase di incertezza perché non sono ancora stati fatti i decreti attuativi, cioè è stata fatta la legge ma mancano i decreti che poi rendono esecutiva. Poi bisogna dire che bisogna anche aspettare, soprattutto per quota 100, che venga diciamo, emessa la circolare
dell'INPS con le istruzioni operative. Nel frattempo, se uno ritiene di avere delle caratteristiche interessanti vicine alla, può rivolgersi, come si rivolgono, noi abbiamo centinaia di persone anche nel territorio veneziano che si rivolgono a noi per avere, diciamo, informazioni. Bisogna dire che, diciamo, ci sono molte aspettative. Noi ci auguriamo che non rimangano deluse queste aspettative, perché in realtà abbiamo visto che ci sono molte condizioni che poi rendono un po' complicata, soprattutto per il reddito di cittadinanza. Per esempio ai pensionati che potrebbero avere diritto alla pensione di cittadinanza, perché c'è anche questo aspetto che riguarda, diciamo, le persone più anziane, in realtà i meccanismi di calcolo che qui non ho nel tempo, nella competenza, eccetera, per affrontare, però diciamo che sono molto complicati e da una stima che abbiamo fatto noi, diciamo che solo una piccola parte troverà risposte positive, quindi anche consigliamo una certa cautela, ecco, per poi non essere delusi, perché poi magari quando si è delusi diciamo che non meglio è una essere cosa, sorpresi che delusi, è una brutta sorpresa, quindi rivolgersi alle nostre strutture e diciamo, verificare se c'è la titolarità ad avere, come dire, diritto a questi aspetti e poi insomma aspettare, verificare. Comunque fare anche una proiezione della posizione contributiva sostanzialmente, sì, perché sì, è bene stare un po' attenti a questo punto di vista, non prenderla superficialmente, perché poi diventa quella pensione è quella e quella resta, non si rivaluta, non ci sono santi nei miracoli che la fanno aumentare una volta entrati in pensione. Questa è la situazione purtroppo, no? Sì, diciamo che il governo ci ha fatto un brutto scherzetto con la legge finanziaria, perché noi una rivalutazione l'avevamo concordata col precedente governo, dal 1° gennaio doveva scattare una rivalutazione, diciamo, simile a quella che c'era fino a qualche anno fa, perché ricordiamoci che sono circa 11 anni che le pensioni normali da contributi non vengono rivalutate all'andamento del costo della vita e quindi molti pensionati soffrono di questa svalutazione del valore della loro pensione. Purtroppo il governo l'ha bloccata e quello che anzi, a dire il vero, a gennaio l'abbiamo anche ricevuta, alcuni di noi, però col mese di marzo forse ce la recuperano, anzi senza forse, ce la recupereranno, quindi molti si troveranno la brutta sorpresa che a marzo, febbraio-marzo l'INPS recupererà anche quel piccola l'anticipo così. Questa è un'anticipazione non piacevole, quindi però essere pronti a questo. Per sì, perché diciamo che il governo, anzi l'INPS in questo caso, ha dovuto procedere all'adempimento previsto nella legge finanziaria scorsa, che era frutto di un accordo. Con questa legge finanziaria questo incremento ci è stato tolto e noi siamo molto arrabbiati, poi ci siamo presi degli avari, però a delle persone che hanno bloccata la rivalutazione da 11 anni, dire che siamo avari, insomma, ci ha anche un po' disturbato. Amareggiato. Sempre legge finanziaria, ci sono altre novità che non vi sono andate tanto giù, taglio dei finanziamenti ai comuni, insomma c'è qualcosa che riguarda la fiscalità, no? Sì, allora la legge finanziaria prevede un taglio ai trasferimenti agli enti locali che per la provincia di Venezia i centri studi stimano in circa 15 milioni di euro l'anno. Se divisi sui 44 comuni uno dice vabbè non sono un'enormità, però siccome questi 15 milioni di tagli saranno, secondo noi purtroppo, coperti o da un incremento delle tasse locali,
anche se questo incremento per quanto riguarda la provincia di Venezia è un po' problematico, perché 31 comuni su 44 già applicano l'aliquota massimale. E quindi oltre a quello non si può andare. E quello non si può andare, non possono fare imposizioni locali superiori all'aliquota massimale che già adesso applicano, e il rimanente a portarli a 43 perché un comune non applica addizionali, che è il comune di Cavallino Treporti, però tutti gli altri potrebbero aumentare diciamo, la tassazione locale per coprire la differenza tra quello che ricevevano e quello che adesso riceveranno. E noi temiamo che appunto o ci sia un aumento della fiscalità, quindi aumento di addizionale, o anche il taglio dei servizi che vengono erogati ai cittadini. Per quanto ci riguarda, addirittura già un taglio di servizi. Cioè, certo, perché se non si hanno le risorse per coprire alcune prestazioni che gli enti locali oggi fanno a favore soprattutto delle persone più anziane, che sono le persone sostanzialmente che rappresentiamo. Cioè, per esempio, facciamo un esempio. Adesso facciamo un esempio: i comuni intervengono sul sistema della povertà, cioè intervengono per coprire alcune fasce, diciamo, sulla povertà assoluta, intervengono con contributi, oppure per esempio il Comune di Venezia ha una struttura di sostegno anche per le caratteristiche, diciamo, logistiche della città di Venezia. Ricordiamoci che la città di Venezia, per le persone anziane, non c'è solo il tema diciamo, del turismo selvaggio che è presente nella città, che rende molto difficile vivere a Venezia. C'è anche un tema della mobilità, per esempio, no? E degli interventi che il Comune nel corso del tempo aveva strutturato a favore delle persone anziane, servizi domiciliari. Che ci sono ancora? E vengono tagliati, riassettati e ridotti in misura appunto scalare rispetto a questa situazione. Quindi questo già sapete, avete notizia? Questo certo, perché in provincia di Venezia già si iniziano già a vedere gli effetti, diciamo, di questo contenimento. Ecco, tenete presente che in provincia di Venezia la pensione media che abbiamo è di circa 949 euro, cioè stiamo parlando di una pensione che non è tra le più, anzi è tra le più alte del Veneto come pensione media, perché essendo una realtà molto industrializzata, diciamo che abbiamo molte pensioni da contributi, poco da interventi sociali. Ma 949 euro in una realtà come quella di Venezia, perché poi è rapportato anche il costo della vita, perché poi si deve mangiare, vivere, pagare l'affitto, stare in realtà così è molto complicato. Quindi siamo molto preoccupati che questi aspetti qui poi i comuni lo traducano, diciamo, in un aumento, mentre sarebbe necessario anzi praticare una politica fiscale più generosa nei confronti delle persone anziane, per esempio pensando a delle aliquote non uguali per tutti, ma scaglionate in base alle fasce di reddito, perché ovviamente siamo di fronte al paradosso che percentualmente paga di più chi ha meno, perché poi in realtà se l'aliquota è uguale per tutti, se uno ha un reddito di un certo tipo, insomma. Quindi diciamo che il tema che stiamo affrontando in queste settimane... Cioè state discutendo quindi in questo suo... Ci stiamo organizzando unitariamente, abbiamo proprio l'altro giorno fatto un attivo provinciale dei sindacati dei pensionati delle 3 organizzazioni CGIL, CISL, UIL, e abbiamo convenuto una piattaforma dei pensionati a Venezia da presentare in tutti
tutti gli organismi, diciamo, della contrattazione sociale, che non sono solo gli enti locali, ma sono per esempio le unità sanitarie locali, certo, le aziende sanitarie, le case di riposo. Tenete presente che in questa partita abbiamo anche le rette e Infatti non l'intervento volevo neanche domandarlo perché mi chiederà un capitolo il problema delle rette, del contributo, qui c'entra la regione, perché siamo fermi a una situazione che comincia ad essere intollerabile, cioè perché le persone sono costrette, poi le famiglie eccetera, o ritirano gli anziani dalle strutture o sono costretti a fare sforzi molto pesanti e quindi ecco, questa contrattazione sociale che avviamo in un certo numero di comuni, è una cosa che facciamo già anche da tempo, però adesso la riprendiamo in modo più organizzato, più strutturato e unitario, che è la condizione anche abbastanza importante per poi farci ascoltare dai sindaci. Noi vi aggiorneremo su questo. Ultimissima questione, ci avviciniamo al 21 marzo, anche Venezia, anche se la manifestazione contro le mafie verrà organizzata nella città di Padova, però partecipa lo SPCGL, anche quello provinciale di Venezia, vero? Una battuta? Certamente, noi siamo dentro un percorso sulla legalità, gestiamo un'attività anche con la casa dell'ex villa cosiddetta Maniero a Campolongo. Abbiamo organizzato una manifestazione a Eraclea perché lì si è generata, diciamo, una situazione molto evidente con l'amministrazione infiltrazione comunale, certo. Diciamo che i giudici e la Guardia di Finanza, i Carabinieri hanno giudicato di infiltrazione mafiosa, quindi stiamo dentro quel percorso contro le mafie, per la legalità, contro la corruzione, che ci vede impegnati, diciamo, in modo particolare, perché la realtà di Venezia per gli aspetti è molto delicata ed è molto a rischio, perché ci sono segnali sempre più evidenti di un inquinamento, diciamo, proprio della società civile. Assolutamente. Allora, grazie Daniele Tronco di questi aggiornamenti, l'avremo volentieri ancora nostro ospite perché è un territorio molto frizzante, per cui necessita continui aggiornamenti su voi che ci ascoltate, che ci scrivete. Come sempre, naturalmente, le sedi SPCGL del territorio veneziano, ma di tutto il territorio regionale, sono a disposizione per fare i controlli necessari, fateli e fatevi anche le proiezioni della pensione. Grazie, naturalmente, pubblicità dopo la pubblicità, ritorniamo in studio con un altro approfondimento che facciamo con un'altra nostra ospite.